8 marzo, Circolo Ufficiale Unificato, ma abbiamo una bella novità, siamo con Jessica Nicolini. Qua sono come rappresentante di Wall of Dolls, un'associazione di cui faccio parte che si impegna tutto l'anno contro la violenza sulle donne, e oggi che è l'8 marzo un bellissimo evento che è iniziato già oggi pomeriggio in Piazza dei Ferrari, tanta partecipazione, tanti momenti anche di allegria, ma un messaggio importante, cioè quello di dire no alla violenza sulle donne, ma anche a lavorare tutti insieme per sensibilizzare sui temi di quelli che sono le differenze di genere, il gender gap, soprattutto l'indipendenza economica, quello che viene definito l'empowerment femminile. Cosa vuol dire? Quando una donna si autodetermina, può scegliere a prescindere dagli stereotipi, quando una mamma riesce a conciliare famiglia e lavoro, quando una donna ha una promozione sul posto di lavoro. Questo è l'empowerment femminile, che non è più solo un concetto ma una necessità che dobbiamo portare tutti avanti per migliorare la società. Lo ha detto oggi il presidente Mattarella facendo gli auguri alle donne. Le politiche per l'inclusione, per abbattere le diversità di genere migliorano tutta la società a cascata. Siamo con Francesca, che è la presentatrice della serata. Mi hanno già detto che tu sai fare tutto, sei brava in tutto. Grazie. Che tipo di serata sarà? Guarda, sarà una serata in cui parleremo anche questa sera di donne, come ovviamente come abbiamo fatto in questa giornata, al diritto ad essere donna, e mentre oggi abbiamo visto diversi artisti, questa sera vedremo sempre degli artisti ma in un'altra forma, infatti ci saranno diverse sfilate di moda. La signora Micaela, che da pochi mesi collabori con un'associazione che... Sì, da pochi mesi collaboro con il brand Two Sider, è un'azienda che nasce a Torino dall'idea di Marta SRL, un'azienda sostenibile che vuole permettere a qualsiasi persona di poter vestirsi in comfort. Parliamo di donne naturalmente. No, anche uomini, assolutamente. Oggi siamo giornata dedicata alle donne. Bene. Io sono ormai da 3 anni invece sono parte dell'organizzazione come volontaria di Walls of Dolls, ecco che parlandone con appunto lo staff e la titolare, loro hanno subito accolto questa mia proposta e oggi siamo qua per celebrare la donna. Con la signora Montepilli, editrice di Videogram Monaco, che ha da dire un po' di cose. Siamo anche a parlare di donne nello sport e con Wall of Dolls Liguria possiamo ben annunciare una collaborazione per un importantissimo progetto velico, quindi un'avventura, un progetto scientifico di sole donne, non professioniste scienziate o insomma nel campo scientifico, ma che faranno questo viaggio in barca a vela e partiremo da Monte Carlo, ovviamente faremo tappa su Genova e abbiamo anche Wall of Dolls Liguria. Allora, questo è diciamo il progetto Veleggiando sulla rotta del corallo. A raccontarvi ciò che fa Wall of Dolls sul territorio per creare cultura nelle nuove generazioni. Cosa facciamo? Servendoci ovviamente di quello che è l'arte, quindi un linguaggio universale, andiamo nelle scuole però con una modalità un po' diversa. Utilizziamo lo strumento, come dicevo, dell'arte per comunicare con i ragazzi, dove mettiamo al centro i ragazzi, creiamo dei tavoli di lavoro multidisciplinari con degli interventi multidisciplinari e cerchiamo di fare prevenzione, sensibilizzazione e diamo informazione sulla rete che opera ogni giorno sul territorio rispetto al contrasto della violenza di genere. Un applauso alle ragazze di Acquamarina. Parliamo di sfilate, parliamo di un brand, Acquamarina. Tra l'altro l'Acquamarina è una bellissima pietra. Parliamo con la signora Patrizia, che lei è un po' la boss. Sì, assolutamente, sono co-founder. Benissimo. Acquamarina di cosa si occupa? Si occupa di abbigliamento, assolutamente. È un brand locale, siamo di Genova. Bene. Sì, siamo una realtà genovese e siamo diciamo attivi nella zona di Marassi, che è una zona molto popolare, e quindi vestiamo la donna, la donna comune. La donna che lavora, lavora, sì.